Amici di Ride TV, oggi lo scopo della puntata è spiegarvi come mai i cavalli necessitano di visite odontoiatriche. Il motivo principale risiede nella natura della loro dentizione. Ci sono tre tipi di dentizione. C'è il tipo di dentizione brachidonte, che è quello proprio di noi esseri umani e dei carnivori, per cui cani e gatti. C'è il tipo di dentizione ipsodonte, che è quello proprio di erbivori quali i cavalli e i bovini, nonché i ruminanti in genere, e c'è un tipo di dentizione detto elodonte, che è per esempio quello degli incisivi dei roditori dei lagomorfi, per cui conigli, cavie, topi e via dicendo. La differenza tra questi tre tipi consiste nella lunghezza e nell'accrescimento della radice, per cui nel tipo di dentizione brachidonte la radice si forma in un tempo determinato e dopo non cresce più e nemmeno l'eruzione continua più, per cui dopo un tempo che è diverso a seconda delle specie lo sviluppo del dente termina e questi tipi di denti poco si prestano a diete molto fibrose che quindi sono usuranti per il dente stesso. Viceversa, la dentizione ipsodonte ed elodonte è un meccanismo che si è sviluppato con l'evoluzione per compensare le diete che sono fortemente abrasive per il dente e quindi nel caso della dentizione elodonte, per cui incisivi di lagomorfi, roditori, le zanne del verro e dei cinghiali, che sono denti usati per scavare, per cui soggetti a una fortissima usura, in questo caso i denti non terminano mai il loro sviluppo. La radice è in continua formazione e l'eruzione è protratta per tutta la vita dell'animale. Viceversa, nella dentizione ipsodonte, la radice protrae il suo sviluppo per alcuni anni, pur arrivando a un termine a un certo punto, mentre l'eruzione è protratta per tutta la vita dell'animale, arrivando al punto tale in cui il dente rompe completamente, per cui l'animale si viene a ritrovarsi, nei casi di animali molto anziani, senza dente in maniera completa. Qui abbiamo il teschio di un cavallo e adesso andiamo a separare la porzione mascellare, che è quella che sta sopra, diciamo, da quella mandibolare, che poi nella masticazione è quella che si muove. E qui possiamo vedere nel dettaglio com'è la dentizione di un cavallo, per cui abbiamo 6 incisivi, sia nella mandibola che nella mascella. Le barre sono uno spazio privo di denti, ad eccezione dei canini. Qui vediamo un abbozzo di canini. E questo ci dice che questo teschio apparteneva ad una femmina, perché nelle femmine i canini sono meno frequentemente presenti e se ci sono rimangono allo stadio vestigiale. Poi qui potremo avere i cosiddetti lupini, che sono un residuo di quello che è il vero primo premolare, e poi 3 premolari e 3 molari. E la stessa situazione la troviamo a livello di mascella. Per cui quello che vi dicevo riguardo la dentizione ipsodonte, qua lo potete vedere, e nel cavallo sia gli incisivi che i premolari che i molari sono ipsodonti. La cosa caratteristica di questi denti è la disposizione dei tessuti che formano il dente, per cui abbiamo il cemento, che nel caso del cavallo è lo strato più esterno, mentre se voi pensate ai denti che abbiamo noi abbiamo lo smalto più esternamente. Nel cavallo questo non accade, abbiamo cemento, lo smalto che forma queste creste e all'interno dello smalto la dentina che si divide in primaria e secondaria, ma non ha senso che entriamo nel dettaglio. Per cui la disposizione di questi 3 tessuti nel cavallo è totalmente diversa da quella che c'è nei denti brachidonti e la funzione di ciò è quella di creare una superficie masticatoria ricca di irregolarità che permette di macinare finemente alimenti fibrosi quali l'erba, che in natura è l'unico alimento del cavallo. Le punte si formano perché questi denti appunto sono soggetti ad una forte usura a causa del tipo di alimentazione e si formano per quel che riguarda la mandibola sul lato linguale e cioè qui e qui. Per quel che invece riguarda la mascella, le punte si sviluppano sul lato buccale, quindi verso le guance, qua si vedono molto bene. Questo perché? Questo perché c'è una diversa distanza tra le emiarcate, cioè questa è un'emiarcata, mascellari e quelle mandibolari. Se voi andate a vedere il teschio in posizione di occlusione, si capisce che questi denti sporgono buccalmente mentre questi sporgono lingualmente e di conseguenza qui non c'è usura e qui non c'è usura, per cui si sviluppano le cosiddette punte.